Si è svolta allo stadio Bruncolesi di Favara nelle giornate di sabato e domenica la manifestazione di calcio giovanile Scuole di calcio a confronto, organizzata dalla società sportiva Arcobaleno di Favara in collaborazione con la delegazione FCC di Agrigento presieduta da Stefano Valenti. L'evento sportivo ha visto la partecipazione di 15 società provenienti da tutta la Sicilia. Infatti, oltre alle agrigentine Angelo Cuffaro Raffadali, Atena Agrigento, Ponte di Ferro Porto Empedocle, Santa Sofia Licata, Arcobaleno Favara e Cronion Sciacca, erano presenti le società nissene Serra di Falco, il CL Calcio Caltanissetta, la Giovanile Gela, la Trapanese Junior Trapani, la Catanese Real Palagonia, l'Ennese Studentesca Armerina di Enna, l'Atletico Francofonte, il Virtus Avola e il Castellana Sicula Palermo. Sullo svolgimento della manifestazione, giunta alla sua 24esima edizione, abbiamo intervistato il presidente della delegazione di Agrigento, Stefano Valenti. Scuole di calcio a confronto, una bellissima manifestazione che Televideo Agrigento vuole seguire, la delegazione di Agrigento sempre presente in questo tipo di manifestazioni per il calcio giovanile. Sì, questa è una manifestazione che da tantissimi anni è organizzata dalla Scuola Calcio Arcobaleno e che da un paio d'anni è fatta in collaborazione diretta con la FGC di Agrigento, anche attraverso la mia presenza come presidente di questa delegazione. È una manifestazione regionale che porta avanti i valori dello sport, nello sport puro, cioè società presenti da tutta la regione e da Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Palermo vengono qua questo fine settimana all'insegna della socializzazione, del divertimento, senza andare a vedere in un torneo la possibilità di vincerlo a livello agonistico, quindi con la possibilità di fare più gol, con la possibilità della classifica. Questo è quello che la federazione ci dà, le linee guida della federazione. Fino agli esordienti sono delle feste e noi condividiamo queste proposte della federazione e quindi di conseguenza portiamo avanti i veri valori dello sport. Ho visto tantissimo entusiasmo in tribuna, gente venuta da Avola con grandissimo entusiasmo, le famiglie coinvolte, davvero una grande bella festa di sport, devo dire. Sì, devo essere sincero, sono queste le cose che poi alla fine ci fanno veramente piacere, cioè vedere la famiglia al seguito di questi piccoli calciatori che si divertono e, come hai detto benissimo tu, tifano, giocano, scherzano, senza, ripeto, stare a vedere se il proprio figlio vince o perde la gara, ma con la possibilità solo di fare un fine settimana nella nostra provincia, con la possibilità che, visto e considerato che il nostro torneo manifestazione si svolge oggi pomeriggio e domani mattina invece li lasciamo liberi anche per visitare la nostra città, e domani pomeriggio poi queste società si confronteranno, non faranno le finali, ma si confronteranno per poi assegnare a fine manifestazione la coppa e le medaglie uguali per tutti. Solo daremo il trofeo Fair Play per Paolo Brucato a ricordo della grande persona di Piero, ex presidente regionale del settore giovanile. Daremo a suo ricordo un premio Fair Play individuando una società, ed è difficile con questo calore che mostrano le diverse società, individuare una società a cui assegnare questo ambito premio per poi continuare questa nostra manifestazione con la consueta gioia e il divertimento da parte di tutti.